conservare e migliorare i valori dell'agricoltura, del paesaggio e della biodiversità, passando da una gestione individuale dei terreni ad una collettiva. È questa la missione dell'Associazione Fondiaria Valle dell'Erbezzo, presieduta da Michele Qualizza. Sono nato qui a Stregna e ho vissuto a Stregna pur andando nel periodo scolastico fuori dall'ambiente, però d'estate tornavo sempre. Poi ho cominciato a lavorare, facevo il pendolare, finché non mi sono sposato e sono andato a abitare a Udine. Sono rimasto sempre molto legato al territorio, all'ambiente, a tutte le attività che facevo già da piccolo, quando veramente si viveva solo di agricoltura. Perché faccio questo discorso? Perché ho visto una trasformazione incredibile nell'ambiente, nella natura. Cioè l'abbandono progressivo delle attività agricole ha creato per il nostro ambiente un vero disastro. La motivazione perché la gente ha abbandonato l'agricoltura totalmente è sicuramente legata a un discorso economico che non rendeva più. E le motivazioni quali possono essere? Che non c'è stato un investimento nel territorio per avere quel ritorno economico che una volta c'era. Con l'associazione fondiaria e con questa legge 10 cerchiamo di recuperare quello che si riesce del territorio abbandonato, anche per creare un ambiente più gradevole e forse anche per avviare qualche attività che potrebbe avere un interesse economico. In conclusione, cosa potrei dire? Bisogna che la Regione si renda conto di questo discorso della legge 10 che va rifinanziata, perché mi sembra che quest'anno sono stati sospesi i finanziamenti per continuare l'attività con la legge 10 e questo lo vediamo un aspetto negativo, perché i soci della sezione fondiaria che hanno messo a disposizione i terreni hanno puntato molto su questo discorso di recupero, perché c'è un finanziamento che copre le spese iniziali, insomma, per le attività. Poi ci sono altre iniziative che spero vengano portate avanti con decisione, tipo quello che sta facendo l'ERSA per la coltivazione dei castagni, per il recupero dei castagneti. Io spero che si vada avanti e sono entusiasta di quello che stiamo facendo perché i risultati sono sicuro che arriveranno.